Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La maledizione del Basian a Porticello, muore un sub di 39 anni impegnato nelle operazioni di recupero del veliero fondato un anno fa. Palermo, fermati 2 cittadini bengalesi che inneggiavano alla jihad e incitavano alla violenza contro l'Occidente utilizzando i profili social. C'è anche il nome di Nicola Clemenza, imprenditore antiracket, nelle indagini antimafia dei carabinieri di Trapani sulla famiglia mafiosa di Partanna. La Chiesa siciliana accoglie il nuovo Papa Leone XIV. Meno di un anno fa da cardinale era stato in visita al santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa. Per non dimenticare, 1 migliaio di giovani sono scesi in piazza fra Cinisi e Terrasini per ricordare Peppino Impastato a 47 anni dal suo omicidio. Calcio, il Palermo vince e conquista i play-off. Rosanero che battono 2-0 il Frosinone grazie a una doppietta di Brunori. A Catania cresce l'attesa per la partita di andata del primo turno nazionale dei play-off di Serie C. Domenica al Massimino arriva il Pescara. Si gioca oggi pomeriggio al Franco Scoglio Messina-Foggia. Sarebbe morto a causa di un incidente dopo il taglio del Boma. Il sub olandese di 39 anni impegnato nel recupero del Basian diventa l'8ª vittima di quella che sembra una maledizione. Tonino De Mana. La maledizione del Basian. A distanza di 9 mesi dal naufragio a largo di Porticello si conta l'8ª vittima. Durante le operazioni di recupero del lussuoso yacht colato a picco il 19 agosto scorso, il sub Rob Cornelius Maria Huyben, 39 anni, olandese, è morto, forse nel taglio del Boma. Secondo le prime ricostruzioni, dopo un tentativo andato a vuoto fatto con le chiavi inglesi, la vittima e alcuni colleghi stavano utilizzando una sorta di fiamma ossidrica. Appena eseguito il taglio, il Boma potrebbe aver fatto leva e del materiale, forse un pezzo di metallo, avrebbe colpito il sub. Le immagini delle operazioni, riprese con telecamere subacquee, a quel punto si sono interrotte. Sulla banchina, al momento dell'incidente, c'erano i militari della Guardia Costiera. Qualcuno, inizialmente, aveva parlato di un'esplosione sott'acqua, circostanza non confermata, mentre è stata accantonata l'ipotesi del malore. È possibile a questo punto che le operazioni di recupero del veliero slittino, che il cantiere venga sequestrato e che sul corpo della vittima sia fatta l'autopsia. Siamo addolorati nel confermare la tragica morte di un subacqueo specializzato. Lo dice in una nota la società TMC Marine che sta eseguendo il recupero del veliero. Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine da parte delle autorità e tutte le parti interessate stanno offrendo piena collaborazione. Stiamo offrendo ogni supporto alla squadra di recupero sul posto in questo momento straziante e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia della vittima. Inneggiavano alla jihad, la guerra santa, 2 giovani del Bangladesh accusati di terrorismo a Palermo. Il servizio. 2 cittadini originari del Bangladesh sono finiti sotto accusa a Palermo per apologia ed istigazione a commettere delitti legati al terrorismo. I 2, Imel Ahmed e Munna Tapader, rispettivamente di 21 e 18 anni, avrebbero diffuso materiale di propaganda dello Stato islamico e inneggiato alla jihad, al martirio e all'uso della violenza. Il GIP ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Secondo la Procura di Palermo, in più occasioni avrebbero pubblicamente fatto apologia di delitti in materia di terrorismo, inneggiando, esaltando e istigando la violenza come strumento di lotta contro l'Occidente e condividendo sui profili social materiale contenente richiami alla jihad e alla severa punizione da infliggere ai miscredenti. L'indagine, coordinata da Maurizio De Lucia, è stata condotta dalla Digos di Palermo. C'è anche un imprenditore anti-racket nelle indagini antimafia dei carabinieri di Trapani sulla famiglia mafiosa di Partanna. I dettagli nel servizio di Laura Spanò. C'è anche il nome di Nicola Clemenza, presidente dell'Associazione Libero Futuro Antiracket della provincia di Trapani, nell'ultima inchiesta dei carabinieri sul clan di Partanna e che ha portato in carcere il reggente della cosca, Nicola Pandolfo, un imprenditore e suo uomo di fiducia, Santo La Rocca. Clemenza ha ricevuto un'informazione di garanzia in cui si ipotizzano i reati di peculato e di agevolazione dell'associazione mafiosa. Titolare di un'azienda olearia, Clemenza nel 2008 aveva avviato il consorzio di tutela delle valli bellicine per
per sottrarre le aziende olivicole alle logiche mafiose, subendo anche un attentato incendiario dietro il quale si scoprirà poi la mano dell'allora latitante Matteo Messina Denaro. Da allora ha portato avanti una battaglia di tutela ed educazione alla legalità, affiancando anche gli amministratori giudiziari nella gestione di società sequestrate e confiscate. Da consulente però avrebbe avuto contatti ravvicinati, risultati indizianti per gli investigatori e magistrati con un altro imprenditore, Santo La Rocca, pure di Partanna. Tra le intercettazioni anche la sua disponibilità ad aiutare nelle regionali del 2022 un candidato proposto attraverso l'imprenditore La Rocca dalla famiglia mafiosa locale. Un'altra strage di giovani come quella di Monreale era in preparazione a Palermo fra pochi giorni, era pronta, cioè la vendetta per un pestaggio avvenuto il 1° maggio. Maglio Viola. La strage di Monreale rischia di non restare un episodio isolato nella sua drammaticità. Un'altra strage analoga era in preparazione stavolta a Palermo, modalità simili e motivazioni probabilmente uguali. Protagonisti i ragazzi di 2 quartieri della città, quelli di Brancaccio contro i giovani di Falsomiele. Ma la spedizione punitiva per il momento non ci sarà. Nella giornata di ieri i carabinieri hanno fatto irruzione a casa di 2 giovani di Brancaccio di 25 e 26 anni e sequestrato l'arsenale che avevano preparato per quella spedizione punitiva, arrestando. Hanno trovato un fucile a pompa con matricola a brasa, già caricato per essere usato, 2 revolver, anche quelli con matricole a brase, un fucile d'aria compressa, 2 mazze ferrate e ben 217 cartucce di vario calibro. Insieme alle armi i carabinieri hanno sequestrato anche droga, 100 dosi fra cocaina e hashish. Secondo gli investigatori l'arsenale era pronto per una nuova strage. Alla base di tutto ci sarebbe una rissa che risale al 1° maggio. Lo scontro sarebbe avvenuto in Cortile Chiazzese, a fronteggiarsi un gruppo di giovani del quartiere di Falsomiele e un altro gruppo di giovani locali di Brancaccio. Una rissa durante la quale i ragazzi di Brancaccio le avrebbero prese e sarebbero stati pestati dai giovani di Falsomiele. Un affronto inaccettabile anche perché è avvenuto a casa loro, visto che Cortile Chiazzese si trova proprio a Brancaccio. In questo fine settimana era pronta la vendetta a colpi di fucili a pompa, una faida per il momento evitata, ma che la dice lunga sul clima giovanile a Palermo. Gli agenti del nucleo operativo di polizia ambientale di Bagheria, coordinati dal comandante, il colonnello Francesco Annaro, hanno sequestrato un terreno lungo la strada Torre Amalfitana. Nell'area sono stati trovati grandi quantità di rifiuti pericolosi, tra cui l'asse di cemento Eternit, in gran parte frantumate e quindi più pericolose, nonché rifiuti ingombrantì come frigoriferi, divani, materassi e sedie. Parliamo adesso del nuovo Papa Leone XIV, il 260° pontefice della storia, un Papa agostiniano che come Francesco invoca la pace nel mondo. Meno di un anno fa era stato in Sicilia ospite della chiesa della Madonna delle Lacrime. Francesco Aloi. La pace sia con tutti voi. Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV, si presenta così. 69 anni, agostiniano di Chicago. Pace e ponti sono le 2 parole che pronuncia di più nel suo discorso dalla Loggia delle Benedizioni. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Il primo pontefice nordamericano, anche lui come Francesco vicino agli ultimi, un papa che per molti seguirà le orme di Bergoglio, e c'è chi lo aspetta in Sicilia, dove è già stato, anche se da cardinale. Era il 1° settembre dello scorso anno, quando nel santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa celebrò il pontificale per l'anniversario della lacrimazione. Ha avuto l'occasione di accostarsi alla Madonna delle Lacrime e ci ha manifestato il suo amore alla Madonna. 25 ore di attesa per la fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina. E uniti nella preghiera, nella piena obbedienza, nella fedeltà con tutte le diocesi della Sicilia, vogliamo ancora una volta rendere omaggio al nuovo Papa. Per i credenti adesso è il momento della preghiera, il grazie per il dono del nuovo Papa. A Messina adesso, dove c'è stato un incontro tra l'amministratore delegato del Stretto di Messina, Pietro Ciucci, e il sindaco. Si è parlato naturalmente di ponte sullo Stretto, ma anche delle misure compensative da inviare a Bruxelles. Francesco Triolo. Entro l'estate, l'obiettivo è entro l'estate. L'estate finisce mi pare il 20 settembre, noi contiamo di
di farlo. Quindi stiamo facendo una tempistica che è realistica. L'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, detta i tempi dell'avvio dei primi lavori per il ponte alla luce dei prossimi passaggi in programma. Lo ha fatto a margine dell'incontro di questa mattina con il sindaco Federico Basile, presenti anche il vice sindaco Salvatore Mondella e il neocommissario dell'autorità portuale Francesco Rizzo, in cui si è discusso di opere compensative, capitolo che sta molto a cuore all'amministrazione, dalle strade alla rete idrica. Intanto però il piano delle opere compensative per la realizzazione del ponte è pronto per approdare a Bruxelles. Noi pensiamo che nei prossimi 10 giorni questa parte di competenza del MASE possa essere completata e quindi trasferita a Bruxelles tutta la documentazione, che non è soltanto il documento IROPI, quindi le misure imperative di rilevante interesse pubblico, no? Su cui si è concentrata magari l'attenzione, ma insieme a questo c'è il pacchetto, il piano dettagliato, ci tiene a dire il Ministero dell'Ambiente, delle misure compensative. Tra i documenti inviati a Bruxelles, anche uno ritenuto importantissimo, quello sulla copertura dei costi. Non è marginale, perché nel pericolo, nella preoccupazione dell'opera incompleta, no? del rallentamento dei cantieri, che sono preoccupazioni visto il track record di un po' di opere infrastrutturali in tutta Italia, ma anche in questo territorio, no? Un rischio vero, avere le risorse finanziarie dall'inizio significa disinnescare in larga parte questo rischio della incompiuta. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. A Catania sospesi i lavori della società Tortuga per l'ampliamento del porticciolo di Ognina. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha accolto in parte l'istanza di concessione di misura cautelari presentata dall'Associazione Sportiva Circolo Canottieri Ionica, ordinando alle parti di astenersi da attività edilizie di taglio e demolizione, anche parziali, sugli esistenti moli, fino all'esito della Camera di Consiglio del 4 giugno. Catania e le 1000 contraddizioni, alla bellezza del nuovo parco Famà fa da contraltare l'abbandono di via Sassari, dove il verde non è per nulla ornamentale. Tonino De Mana. Un pochettino stona, lì abbandono, qui invece la grande cultura del giardino. La bellezza è il verde di Parco Famà, la bruttezza è l'abbandono di via Sassari, separate da poche decine di metri, quanto basta per mostrarvi il rovescio della medaglia. Catania e le 1000 contraddizioni, lo abbiamo detto tante volte e troviamo sempre conferme. Mentre anche noi ieri osservavamo il fascino del nuovo parco e del parcheggio scambiatore, tanti catanesi ci sollecitavano di fare qualche passo, anzi di girare l'angolo. Ed eccoci qui, in via Sassari, dove il verde assume altre tonalità, non certo ornamentali. Impraticabile anche il marciapiede, invaso dalla vegetazione che fuoriesce dal Parco Falcone, ripulito in fretta e furia in vista dell'inaugurazione dell'adiacente Parco Famà. Per non parlare dei rifiuti sparpagliati ovunque. È sempre così, ogni volta che raccolgono il grosso della spazzatura resta poi tutto l'umido, soprattutto a terra, e nessuno spazza mai. Abbiamo denunciato 1000 volte la Gema Rifiuti, il Consiglio di quartiere, il Comune, il Sindaco, mio marito ha mandato immagini dappertutto, non solo qui, anche in altre parti della città. Ritorna sempre sporco perché o per l'inciviltà oppure perché non passano gli spazzini. Le nuove fontanelle approvvigionano l'attività dei lavavetri, sempre attivi in Viale Giuffrida. Abbiamo qui la piaga di questi poveri disgraziati che per sopravvivere ovviamente vanno a pulire vetri. Verde sfalciato e disseminato qua e là. Nella fretta di intervenire, qualcuno però si è dimenticato di un altro tratto di Viale Sanzio, dove la vegetazione spontanea e rigogliosa fa ormai parte integrante del marciapiede. 1 migliaio di giovani sono scesi in piazza ieri sera per ricordare Peppino Impastato, l'attivista antimafia ucciso 47 anni fa. Maglio Viola. 1 migliaio in piazza per ricordare Peppino Impastato. Dopo la manifestazione della mattina al Casolare, nel pomeriggio va in scena il corteo dei giovani in memoria del ragazzo attivista di Radio Auto ucciso dalla mafia per le sue denunce pubbliche. Un corteo che ha attraversato Cinisi ma anche Terrasini. E se questa mattina a parlare era stata la nipote di Peppino, nel pomeriggio tocca al fratello Giovanni Impastato ricordare la figura nonostante siano passati 47 anni. Il messaggio che io voglio dare è quello di Peppino. Mai
indifferenti, sempre partigiani e non entriamo nella fase della rassegnazione, mai rassegnati. Dobbiamo essere motivati. In piazza anche i sindaci del comprensorio con la fascia tricolore. Non è una cosa scontata perché nei primi anni proprio i sindaci disertavano questa manifestazione. Vera Abate, sindaco di Cinisi, vuole ricordare anche la figura della mamma di Peppino e la sua lotta per far riconoscere il figlio vittima della mafia. Felicia è stata, secondo me, l'artefice principale, la protagonista, perché da madre, perché le madri le madri e le donne, perché io penso che anche chi non è madre ed è donna ha questa indole di madre. Da madre è stata veramente una resistente, una partigiana e ha raggiunto quell'obiettivo e soprattutto la cosa importante ha aperto la sua casa ai giovani. E il messaggio lanciato ai giovani è anche contro la violenza. Quello che è successo a Monreale ci chiama tutti alla responsabilità e la storia di Peppino deve insegnare ai ragazzi che la violenza è sempre perdente. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per commentare la vittoria del Palermo e poi c'è grande attesa per la partita di domani del Catania. Ed eccoci al calcio, il Palermo vince e conquista aritmeticamente i play-off. Rosanero che battono 2-0 il Frosinone grazie alla doppietta di Brunori. Marco Gullà. Il Palermo batte il Frosinone 2-0 grazie alla doppietta di Brunori, torna alla vittoria e conquista matematicamente l'accesso ai playoff. Al Barbera, nonostante la contestazione dei tifosi rosanero, il Palermo sfodera una prestazione pratica e intelligente, annichilisce il Frosinone e grazie a questi 3 punti avrà la certezza di giocare i playoff. Siciliani settimi ma ancora speranzosi di poter agganciare il 6° posto che in questo momento è occupato dal Catanzaro, ieri vittorioso fuori casa contro il Sassuolo. Tutto è possibile a 90 minuti dalla fine. Il Palermo martedì contro la Carrarese al Barbera dovrà quindi vincere e sperare di avere buone notizie da Mantova, dove il Catanzaro sarà impegnato. Tornando al match di ieri, il Palermo ha fatto il suo nonostante fischi e malumori dei tifosi. La gara, dopo alcuni minuti di equilibrio, si sblocca al 30°, Brunori a giro e palla in rete e 1-0. Ripresa, il Palermo parte sgommando e sigla la rete del 2-0 di Francesco per Gomez, assist per Brunori che non sbaglia, raddoppia la formazione di Dionisi. Clima surreale al Barbera nonostante il doppio vantaggio dei rosanero. Ciociari che hanno al 67° la grande occasione per riaprirla, ma Audero è bravo su Pecorino e salva lo score. Frosinone poi in rete ma il VAR interviene e annulla la rete della speranza per i laziali. I ritmi scendono, il Frosinone fa il possibile per rientrare in gara ma il Palermo riesce a gestire il doppio vantaggio e a portare a casa 3 punti importanti. In questo momento ai playoff il Palermo giocherebbe a Catanzaro e per passare il turno avrebbe un solo risultato da conseguire su 3, ovvero la vittoria. Ma ci sono ancora 90 minuti per ribaltare tutto e sperare nel 6° posto che garantirebbe di giocare in casa. E cresce l'attesa per la partita d'andata del primo turno nazionale dei play-off e promozione di Serie C. Domenica al Massimino arriva il Pescara. Francesco Triolo. Uno degli avversari peggiori che potesse capitare, su questo c'è stata una visione comune di pensiero di tutto l'ambiente, ma la doppia sfida contro il Pescara potrebbe anche diventare quel trampolino di lancio mentale di entusiasmo che fa cambiare il corso di una stagione. Il Catania si sta preparando quindi alla prima gara, quella di domenica sera alle 20 al Massimino contro la squadra allenata dall'ex Silvio Baldini, con la consapevolezza che da questa partita passa tanto e le chance di passaggio del turno. Il Catania non è testa di serie, quindi per superare il turno avrà bisogno di vincere almeno uno dei 2 incontri, non sono previsti supplementari, con 2 pareggi supera il turno il Pescara. Ecco perché bisogna calare gli assi immediatamente. Toscano sta cercando in questi giorni di verificare la condizione dei suoi, visto che fino ad ora si è affidato ad un 11 collaudato e l'ipotesi è quella che potrebbe essere confermata anche contro gli abruzzesi. In città cresce l'attesa per la partita, tra l'altro Catania-Pescara da molti osservatori è giudicata come una possibile finale anticipata per il valore delle 2 squadre. I biancazzurri hanno cominciato la loro corsa nei playoff dal secondo turno nella fase del girone, battendo la Pianese per 2-1 con gol di Pierozzi e di Merola. Hanno quindi una partita in meno rispetto ai ragazzi di Toscano, aspetto da non sottovalutare. Non ci saranno i tifosi ospiti né all'andata né al ritorno. Telecolor, come di consueto ormai quest'anno, dedicherà 3 ore live alla partita con diretta stadio, collegamenti con i nostri inviati, la presentazione della gara, le emozioni dei 90 minuti, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp.
Si gioca oggi pomeriggio al Franco Scoglio, Messina-Foggia, gara d'andata dello spareggio salvezza. Ritorno sabato prossimo. Sergio Colosi. Messina-Foggia vale un posto in Serie C e forse anche altro. La sfida di oggi al Franco Scoglio apre il doppio appuntamento del play-out, il ritorno sabato prossimo allo Zaccheria. I giallorossi per salvarsi devono vincere almeno una delle due partite. Il doppio pareggio premierebbe i pugliesi in virtù del piazzamento migliore. In palio la terza serie, ma anche la sopravvivenza delle due società, abbandonate dalle rispettive proprietà. Si gioca quindi per evitare la retrocessione e il possibile fallimento, perché difficilmente Messina e Foggia, club indebitati, troverebbero validi acquirenti in D. Peloritani senza Gianfi e Ingrosso, unica novità di formazione Averi a sinistra, ospiti privi degli squalificati De Lucia, vice di Perina tra i pali, e Camigliano al centro della difesa. Fattore campo inesistente nelle due gare di quest'anno, 3-0 per i rossoneri in Sicilia e 1-2 per il Messina in Puglia. Ex della partita è Mausso, Zunno e Salines da una parte, Garofalo e Domenico Roma dall'altra. Sold out il Franco Scoglio, trasferta vietata ai tifosi foggiani, sarà così tra una settimana anche per i messinesi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.